Ombra, chi sei? Sono Enzo Carro. Oh, un nome che non mi suona nuovo. Enzo, ma tu lo sai come tutti dovete dare sta parola d'ordine che tutti vi dimenticate. Qual è la parola d'ordine per accedere qui a Passa da Partenope? I grandi talenti nel mondo cominciano da Napoli. Certo, sempre da Napoli. Enzo, Passa da Partenope! Ma buonasera e benvenuto. Buonasera. Accomodiamoci. Eccoci qua. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, grazie a te. Grazie. Allora, io ti conosco e ti conosco molto bene. Allora, Enzo, tu di dove sei e di cosa ti occupi? Io sono di Napoli, nato a Bagnoli e mi occupo principalmente di canto, di spettacolo e di saggistica in generale. Scrivo e canto, vai. Complimenti, ma io lo so molto bene. Allora, leggo ricercatore, autore, compositore, attore. Iniziamo a parlare di questa cosa che mi è rimasto sconvolto. Hai scritto ben 15 libri. Sì. Andiamo a citarne qualcuno. Io vorrei citarne quei 3 che sono andato a leggermi e sono pazzeschi. Da cosa vogliamo cominciare, Enzo? Non ho idea. Iniziamo proprio da colui che porta un po' il titolo della mia trasmissione Passa da Partenope, che si intitola L'eredità di Partenope. Di cosa parla questo libro? È la storia del canto a Napoli da quando Napoli fu città grazie ai greci. Sì. Partenope è un nome greco che significa vergine. E poi da allora questi greci arrivarono a Napoli, portarono ovviamente la loro cultura, i loro modi di cantare, sì. Da allora fino adesso, anzi, visto la frase bellina che ho detto che tutto parte da Napoli, o almeno comincia da Napoli. È il motto della mia trasmissione, l'ho inventato io. È una cosa molto carina perché forse non ci aveva pensato, ma c'è una cosa molto famosa nel mondo che è passata, forse non è nata a Napoli, ma da Napoli ha avuto il boom. E sono stati i concorsi canori. I famosi concorsi perché canori. C'erano già nell'antica Grecia. Quando i greci sono arrivati, ovviamente si sono portati la loro cultura. Se io e te e un gruppo di napoletani ce ne andiamo su un'isola deserta, la nostra cultura poi rimarrà ai nostri figli. Certo, è vero. Questi greci avevano queste gare di canto, facevano. Bello. E si mettevano, quando sono arrivati a Napoli, si mettevano nella grotta di Piedigrotta a fare questi concorsi canori. Gareggiavano a chi cantava meglio, a chi scriveva meglio le migliori canzoni. Quindi poi è andato avanti, è diventato il festival di Piedigrotta, poi Piedigrotta è andato a Sanremo, è diventato il festival di Sanremo e poi i festival di tutto il mondo, per cui... E poi, mamma mia, tu sei magico. Poi l'altro libro invece, se la regia ce li va ad inquadrare, Ortografia della lingua napoletana. Sì. Un altro libro pazzesco che io sono andato a leggere. Parlaci un po' di questo libro, Enzo. Una piccola cosina carina. Allora, a Napoli ci sono, quasi tutti i napoletani scrivono, o sui social o sulle vetrine, diciamo le scritte nei negozi o addirittura sui libri, sui giornali, in televisione, ogni tanto vedo scritte. Diciamo che non tutte lo scrivono perfettamente, allora esistono 3 grandi scuole su come si scrive il napoletano. C'è chi segue gli insegnamenti dei grandi poeti, dei grandi letterati, no? Libero Bobbio, Salvatore Di Giacomo. E io appartengo a questo filone, seguo questi qua. Poi c'è sta un altro filone che sono i nuovi linguisti, i nuovi scienziati che cercano i nuovi modi giusti per scrivere il napoletano. E allora c'è questo filone che scrive anche con delle parole un po' diverse. Ma facci qualche esempio. Che dovrei avere una lavagnetta per scrivere. Per esempio, la vocale finale di ogni parola napoletana non si pronuncia, ma si scrive. Non si dice... Io ho trovato una scritta che è molto bella, dice io vado a casa, in napoletano si dice i vac a casa. C'è chi lo scrive i vac a casa. No, perché questo è come lo scrivono, diciamo, la terza parte delle persone che non sanno scrivere il napoletano. Ci sono i napoletani storici che scrivono io oppure i con l'apostrofo al posto della o, vaco a casa. E... ci sarebbe da fare una lezione. La prossima volta prometto che vengo con una bella lavagna qua e facciamo una lezione di napoletano semplice e comprensibile per tutti. Enzo, e invece l'ultimo libro che da poco ho letto, ho finito di leggere, La tombola
del doppio senso. Del doppio senso. Non è però la tombola scostumata. Assolutamente, assolutamente no. Assolutamente. Ci tengo a precisare sta cosa. Io però vorrei andare a prendere questo libro perché Lo io so che ti piace particolarmente. Eccolo. Allora, parlaci di questo libro, poi dopo apriamo così. Apriamo con questo diamo un libro. paio di numeri. Sì. Di cosa tratta questo? Allora, come sono diventato saggista? Questa è una cosa molto saggista, è chi scrive saggi, no? Vi ricordate quando eravamo a scuola, forse anche tu con molta probabilità, non lo Sì. so, ai tempi miei sì. Ai tempi miei praticamente a scuola la maestra diceva fate una ricerca su un determinato soggetto. Fate una ricerca sulle patate. Okay? Ecco. Tu tornavi a casa, ti mettevi a leggere tutto quello che era possibile di sapere sulle patate e poi tiravi le tue conclusioni. Okay? Fondamentalmente i saggisti fanno la stessa cosa. Prendono qualche cosa, un soggetto da sviluppare, fanno tutte le ricerche, poi mettono insieme e traggono le loro, diciamo, conclusioni. Ecco, io mi sono reso conto che volevo sapere che cos'era sta tombola e non era mai stato scritto un libro sulla tombola. Per cui ho dovuto fare una ricerca come facevamo da ragazzini e mi sono messo a scavare e ho trovato che un libro sulla tombola non esisteva, ma tanti libri, tante lettere, c'erano degli accenni, un po' di qua, un po', perché ho dovuto fare tutta questa ricerca, leggere una marea di libri e poi tirare fuori questa storia della tombola. Infatti io vado ad aprire, vediamo cosa mi esce. Ah, è il numero 8. Sì, Amaronna. Amaronna, la Madonna. Dice la Bibbia che un giorno San Giuseppe sposò una ragazzina, la Madonna. Io ho un amico che si chiama Beppe e Maria si chiama la sua donna. È un po' diversa però la loro storia. Lui nella vita ha fatto qualche errore. Per non campare per la sola gloria si è fatto 5 anni a San Vittore. Ma è stata lei col pianto e col sudore che ha accelerato la burocrazia, sempre a pregare in casa del pretore, e finalmente è giunta all'amnistia. E quando lui ha rivisto la sua donna le ha detto commosso in un bisbiglio: tu no, non sei Maria, sei la Madonna, combinazione aspetta pure un figlio. Bella, Sì, diciamo che queste sono 90 poesie. Dopo la storia della tombola ci sono 90 riflessioni in rima, tutte con un doppio senso, qualcuno un doppio senso un po' più sboccato, qualcuno un doppio senso molto pulito, molto spirituale, tutte con una doppia parvenza. Un doppio fine. Poi ci sono tanti, ognuno dei numeri ha un quadro, un'opera d'arte importante. Quindi lui si è divertito a leggerlo. È pazzesco, guardate, si può ancora trovare in giro questo libro. Online, no? Sì, di sicuro. Online, sul mio sito ci sono tutte le indicazioni. Un libro veramente meraviglioso, adatto soprattutto nel periodo che è appena finito, il periodo natalizio. Enzo, leggo che tu hai all'attivo 1600 esibizioni in Italia, all'estero, hai toccato Stati Uniti, Russia, Giappone, Germania. Sì. Cosa hai provato? Che ricordo hai di questi posti meravigliosi? E poi vorrei sapere da te il posto più bello, quello che ti è rimasto davvero nel cuore. Diciamo che la prima volta che ho fatto la prima tournée in America, agli Stati Uniti, sono stato a New York. Quando andai nel New Jersey, nell'università di Yale, fu il primo concerto importante perché più che un concerto era un'opera, facemmo un'opera, io ero il cantante principale. E la cosa che mi colpì è che praticamente incominciavano, a parte bis bis bis, applausi, scena aperta, che non ero abituato qua ancora in Italia, ero all'inizio, la cosa bella è che venivano col foglio di carta, volevano l'autografo. Questo non ero preparato agli autografi. Per cui questa cosa mi è rimasta impressa, che è indelebile nella mia memoria. Nella tua memoria, bello, complimenti Enzo, davvero complimenti. Tra l'altro tu hai inciso anche un CD, sì, un disco, Benvenuti a Carro. Che brani conteneva questo disco? Allora era un doppio senso, perché Benvenuti a Carro. Carro è anche una cittadina della Liguria. Della Liguria, non soltanto il mio cognome, ma anche una cittadina della Liguria, si chiama Carro. La mia amata Liguria, dove io ogni estate... Ah sì? Sì, sono anni ormai che passo le mie estati nella mia amata Liguria. E allora vai anche a Carro, che è il paesino dei genitori del famoso violinista, oddio, c'ho un vuoto mentale, come si chiama il più grande violinista della storia? Paganini. Paganini, sì. Paganini, la famiglia di Paganini era di Carro. E poi questa canzone era un doppio senso, questo CD per esempio, cioè Benvenuti a Carro, perché a quei tempi giravo con una quindicina di spettacoli diversi, per cui ogni canzone fa parte di uno spettacolo diverso. Enzo, tu sei stato recentemente anche un regista,
di cortometraggio, un cortometraggio bellissimo di cui io ho fatto parte. Infatti questo l'ho conosciuto, bellissima persona. Ci siamo conosciuti sul set di questo cortometraggio che si intitola Mi dispiace ma è chiuso. che potete ancora vedere Su YouTube, su YouTube, molto bello. Io faccio il ruolo di un cameriere comico, gay comico, diciamo così. Nel cast c'era anche la grande Lucia Cassini, che ne approfitto per salutarla. Anch'io. Ciao Lucia. E poi c'era la mia amica Cinzia Profita, che bravissima. nel ruolo di giornalista, in effetti quello che lei è nella vita. L'abbiamo avuto con noi la settimana scorsa e ha riscosso grande consenso del pubblico. È una bellissima persona, Cinzia è una persona meravigliosa, una donna fantastica. Bella dentro e fuori, e professionalmente. Enzo, allora, dimmi. Facci ascoltare qualcosa, ci sono rimasti questi pochi minuti, io non ti lascio andare se non ci fai ascoltare qualcosa. Allora, assumiti la tua responsabilità. Con la chitarra? Sì, vuoi una canzone classica napoletana o vuoi ritornare nel Cinquecento, quando nacque la canzone? Quello che tu vuoi. Facciamo questo esperimento, vai. Facciamo questo esperimento. Piglio la chitarra. La chitarra, io resto con te qui. Metto il jack. Ok, messo. Ok. Vai. Opla. Ce la fai? Ce la faccio? Sì. Sei pronto? Il bello della diretta, ne siamo... Oddio. Vai. Vediamo come mettere sta cosa perché il jack non mi permette. Sono un po' storto. Eccoci qua. Sicuro? Allora ti porto nel 500? Nel 500, vai. Questa è una villanella del Cinquecento. Una villanella è una canzone dei villani, dei contadini, del popolino semplice, che fu portata a corte, stampata e divenne famosa in tutta l'Europa di allora. Burriaca fossa ciaula e capulassa, burriaca fossa ciaula e capulassa, a sta finestra diretta una parola, ma no camma mattisse alla gaiola. E tu da rinta subata chiamassa, e tu da rinta subata chiamassa, viene marotta mia, de viene cola, ma no camma mattisse alla gaiola. E ti tornasse Tomara tornasse, e ti vanesse Tomara tornasse, come era prima e ta trovasse sola, ma no camma mattisse alla gaiola. E poi tornasse allo buon sinno gatta, e poi tornasse allo buon sinno gatta, e me nascesse la cataratta, ma che una cosa ma ne s'è fatta, ma che una cosa ma ne s'è fatta. Grazie Enzo, grazie davvero, grazie. Mi hai regalato un momento meraviglioso, veramente meraviglioso. Ti lascio posare la chitarra, appoggiamo anche qui sul nostro pianoforte. Allora Enzo, chiudiamo questa intervista, possiamo stare anche all'impiedi. Certo. Come con tutti, aspetto questi 3 aggettivi da te, che sei un grande. Napoli cos'è per te? Tu sei un poeta, un autore, tu sei tutto. Voglio sapere da te, Napoli cos'è? Napoli ti somiglia, perché io non mi aspettavo queste domande. Napoli è imprevedibile, come te. Non sai mai quello che ti succede, per cui, e questa è una cosa molto bella. L'altro Napoli, io ho notato, girando il mondo, che Napoli è schietta, è sincera. Cioè, nel senso che se qualcuno ti vuole imbrogliare, tu te ne accorgi.
è pulita, bella, papale. Papale. E la terza uso un aggettivo napoletano, ci pensavo prima. Napoli è carnala. È carnale, sì. Carnale a Napoli significa che ti vuole bene, che ti abbraccia, che se ti devi dare qualcosa te lo dà veramente. E tu devi dire che, questo lo devo dire, sei veramente una persona carnale. Perché da quando ti ho conosciuto, ci siamo conosciuti sul set del tuo cortometraggio, da lì si è dedotto questa tua affetto, questa tua umiltà, questa tua semplicità. Sei veramente una persona meravigliosa. No, mi commuove, fa commuovere. No, è vero, grazie per avermi onorato con la tua presenza. Io ne sono orgogliosissimo di averti avuto nella terza puntata di Passa da Partenope. Enzo Carro. Grazie. Vamos a mirar reggaetón o Plaza del Sol.